Credo che con una rapidità abbastanza inusuale per le istituzioni pubbliche siamo riusciti a dare al Veneto una legge, tra l'altro votata all'unanimità, che consente al Veneto di intervenire, al Consiglio regionale del Veneto, a intervenire nei processi che riguardano sia la fase ascendente che la fase discendente della Unione Europea. E questo mi pare già un buon risultato e ci allinea alle regioni che sono all'avanguardia in Italia su questa materia. E adesso siamo nella fase di organizzazione di questo settore in maniera tale da avere gli strumenti per operare d'intesa con la Giunta affinché gli interessi del Veneto, che sono legati a decisioni che provengono da Bruxelles, possano essere pienamente tutelati in accordo anche con l'apposito comitato nazionale tra le assemblee elettive. Da un punto di vista culturale, il Veneto è abbastanza europeo e internazionale? Insomma, il Veneto lo è abbastanza, anche se purtroppo ci capita talvolta di ascoltare delle chiusure localistiche che certamente non giovano. Se noi pensiamo al fatto che in un periodo di crisi economica come l'attuale anche lo stesso governo nazionale si appella al pieno utilizzo dei fondi europei, noi ci rendiamo conto quanto essi siano importanti, quanto costituiscono moneta fresca per consentire alle nostre aziende, per consentire alla nostra realtà sociale di crescere, seppure in una situazione difficile sul piano economico. Quindi in un momento di estrema difficoltà come quello attuale bisogna aprirsi e non chiudersi? No, certo, bisogna aprirsi e bisogna soprattutto andare a recuperare quelle risorse che sono frutto della partecipazione a bandi comunitari, mentre sui fondi di gestione diretta la Regione Veneta è abbastanza all'avanguardia. Sulla partecipazione ai bandi che riguardano l'innovazione, la ricerca scientifica eccetera c'è ancora molto da fare e noi lavoreremo molto in questa direzione. Quindi già questa è una prima tabella di marcia per il 2012? Sì, senz'altro questo è l'obiettivo prioritario che noi abbiamo e che perseguiremo d'intesa con Confindustria, d'intesa con Veneto Innovazione, d'intesa cioè con tutti quei soggetti istituzionali e non che possono dare un forte contributo affinché sia massimizzato l'uso dei finanziamenti europei.